Siamo andati a intervistare un rappresentante del settore per parlare del legame tra servizi e giovani imprese. L'attuale crisi finanziaria che sta colpendo la nostra economia porta anche le imprese di servizi a dover soffrire il momento contingente, tant'è che il volume d'affari sviluppato dalle imprese di servizi è diminuito del 2,6% nel corso dello scorso anno, ma i prezzi sono rimasti pressoché stabili. Purtroppo il saldo tra la nata mortalità delle imprese è un saldo negativo con un meno 7%. Questo può essere comunque una grande opportunità per i giovani che vogliono affrontare da imprenditori il mondo del lavoro, quello di entrare nel mondo delle imprese dei servizi. Le imprese dei servizi sono chiamate ad affrontare questo momento di crisi investendo. Sembrerebbe difficile dover chiedere a degli imprenditori di investire in un momento in cui l'accesso al credito diventa più difficile e il costo del denaro è in aumento. Ma investire significa fare innovazione sia di prodotto che di processo, per cui dobbiamo pensare che le imprese di servizi devono pensare che bisogna fare prodotti nuovi e bisogna fare meglio i prodotti che noi già creiamo per poter competere, per poter distinguersi, e distinguere significa comunque dare un futuro alla propria impresa. Nei momenti di crisi serve anche un aiuto esterno per far sì che le imprese possano superarlo, e per cui serve un aiuto delle istituzioni. Devo ricordare che la Regione Lombardia in questa 8ª legislatura, con l'istituzione dell'assessorato ai servizi, ha fatto un balzo in avanti e ha anticipato le misure del pacchetto anticrisi. Sono stati predisposti già 2 fondi che sono a sostegno delle piccole e medie imprese e anche delle micro imprese. Uno di questi 2 bandi è per l'accesso al credito, l'altro è per la nascita delle nuove imprese piuttosto che la creazione di quelli che sono i cosiddetti global service, cioè l'accorpamento di più imprese di servizi per dare dei servizi integrati. Per cui, come dicevo, la Regione Lombardia ha già fatto molto, però c'è qualcosa che si potrebbe fare ancora per aiutare nel 2009 le imprese dei servizi, quella della creazione di un ulteriore bando per la semplificazione e la sburocratizzazione delle procedure che le imprese dei servizi devono seguire.